Eravamo alla cena dell'ultima gara che ha fatto, ci siamo divertiti, abbiamo bevuto qualche bicchiere in più, però Davide è semplice, un corridore semplice, ci stava con tutti, insomma, dava la parola, però un ragazzo semplice, era veramente da onorare. A 19 anni, in pieno maggio, quando doveva fare il mondiale dopo qualche mese, in una corsa nell'Emilia Romagna incrociò un motorino, e il naso andò in 1000 pezzi, la mano pure, e 2 vertebre pure, quindi rimase 40 giorni a letto disteso, ma mai una lacrima scese dai suoi occhi e mai un lamento. Poi riprese con un po' di paura, ma poi tornò più forte di prima. Nonostante siano stati anche rivali, ma la semplicità dell'uomo e l'umiltà di quello che faceva l'ha dimostrato fino alla fine. Purtroppo ci ha lasciato quando lui aveva deciso di smettere di correre, nel momento in cui sicuramente lui avrebbe potuto continuare a vivere la sua vita tranquilla, diciamo di post carriera. Purtroppo è successo quello che è successo e siamo qua. L'ultima volta che l'ho visto era stato giù al galà dell'UCI a Monte Carlo. L'avevo visto lì dopo un po' di tempo che non lo vedevo, non pensavo di venire qua oggi. Oggi il sentimento più forte è quello della partecipazione al dolore, siamo sui sentimenti nobili. Adesso dobbiamo stare vicini alla famiglia, onorare gli impegni che ci siamo presi, perché noi dedicheremo qualcosa di imperituro a Davide e organizzeremo comunque per l'anno prossimo questo suo addio al professionismo che non siamo riusciti a organizzare quest'anno, e lo faremo coinvolgendo i ragazzini come lui voleva fare e faremo festa.